Questa notte, appunto nel cuore della notte, ho sentito un forte boato e ovviamente l'ho collegato subito a un incidente. Come spesso accade qui in questa strada, purtroppo la gente corre troppo. E proprio la velocità folle potrebbe essere all'origine della spaventosa carambola che ha portato l'auto condotta da un 31enne trevigiano a piombare letteralmente nel giardino di questa abitazione privata in via Postio Maestrana, a ridosso della grande rotatoria sulla Postumia Romana. È l'1:30 quando il mezzo, come un proiettile, prima abbatte un palo della luce sulla rotonda, poi finisce contro il muro della casa dall'altra parte della carreggiata, scavalcando il marciapiede. È qui che la corsa, anziché fermarsi, quasi accelera, con l'auto che viene catapultata nel giardino interno tra i rami della vegetazione, una traiettoria impazzita. In casa c'è il proprietario. L'allarme è immediato, inizialmente nemmeno i residenti riescono a capacitarsi della dinamica. Ci facevamo delle domande perché abbiamo detto: "Ma se vanno sempre dentro?" A un certo punto ho detto: "Guarda che la macchina è finita dentro nel giardino." E mi fa: "Ma come nel giardino?" "Sì, perché vanno dentro." Dopo siamo scesi, quando era già arrivata l'ambulanza e i vigili del fuoco siamo scesi e abbiamo visto proprio che la macchina era dentro nel giardino della casa. Sul posto operatori del SUEM 118, carabinieri e vigili del fuoco, sono questi ultimi a estrarre il 31enne dalle lamiere e poi con l'autogru a recuperare la carcassa del mezzo, praticamente irriconoscibile. La situazione sembra critica, ma l'uomo si salva e una volta in ospedale viene dichiarato fuori pericolo di vita. Gli è andata bene in questo caso e siamo tutti felici, però decisamente qui i guidatori sono sempre e ultimamente fuori controllo, non rispettano i limiti e corrono decisamente troppo. Io ho anche una dashcam, ogni tanto mi fermo a vedere i filmati e si vedono di quelle manovre. Comunque sì, come ha già detto lei, questi sono due rettilinei, quindi vi lascio un po' immaginare. Manovre azzardate. Beh, anche sì, comunque si corre perché appunto c'è il rettilineo, è libero e c'è chi si lascia andare. Un po' di attenzione per la strada bisogna metterla, perché altrimenti veramente è peggio di un bollettino di guerra.